sostiene chi lo percorre quotidianamente. Fu ministro dell'ambiente Altero Matteoli, è morto in un incidente stradale a Capalbio in Toscana, imputato nel processo Mose, era stato condannato in primo grado a 4 anni per corruzione. Si ritroveranno questa sera a Chioggia gli amici di Chiara Pavanello, ognuno con una candela per ricordare la 14enne travolta in bici, l'intera città ancora sotto shock. È rivolta popolare a Villaggio Laguna, soprattutto tra anziani e persone con disabilità che chiedono un collegamento diretto con l'ospedale e un minimo di manutenzioni nel quartiere. Record di passeggeri all'aeroporto Marco Polo che allo scadere del 2017 festeggia il 10 milionesimo passeggero, 1 milione in più dello scorso anno. Il presidente Marchi: continueremo a crescere. Diffusi dati sul turismo 2016 a Treviso, un più 4,3%, migliora la distribuzione all'interno dell'anno con la crescita maggiore nei mesi tradizionalmente meno attrattivi. Basket e quinta sconfitta consecutiva per l'Umana Reyer, questa volta battuta dalla capolista Brescia. Per gli Orogranata si apre ufficialmente la stagione della crisi. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi. Questa mattina una ragazza è stata aggredita e rapinata nel sottopasso tra Mestre e Marghera. Chi lo percorre quotidianamente sostiene che ci sia da avere paura a tutte le ore. Qui sotto si vede di tutto tutti i giorni, io lo faccio 2 volte al giorno ed è terra di nessuno qui sotto. Erano circa le 9 quando una 27enne è stata aggredita, strattonata e colpita nel sottopasso ciclopedonale della stazione che collega via Dante con via Rizzardi a Marghera. Come ogni mattina la 27enne ha imboccato il sottopasso, solo che questa volta ad attenderla all'interno c'erano i 2 aggressori che hanno tentato di portarle via la borsa. Alla fine riuscendoci, mentre la ragazza è stata portata al pronto soccorso in stato di shock, prognosi 5 giorni. I malviventi sono invece riusciti a fuggire col bottino, dal momento che in zona non c'era nessuno che potesse fermarli. La paura per chi abitualmente entra nel sottopasso è palpabile, i controlli a volte ci sono, dichiara qualcuno, ma non bastano. Soprattutto nel pomeriggio, quando io tornerò oggi alle 4, 4 e mezza, è già buio. Sì, ce n'è. Non la farei di sera io questo tunnel, vengo in bicicletta al lavoro solo perché lavoro di giorno. Sì, no, non lo farei. Gente che dorme, gente strana che gira, bivacchi, accampamenti. Vedo che usano a volte come bagno a cielo aperto e quindi la situazione di questo sottopasso è abbastanza critica secondo me. Non so se ci sono delle telecamere di sicurezza, ma ci sarebbe bisogno di una vigilanza costante qui sotto. È pericolosissimo questo sottopasso, specialmente di sera, e anche via Ulò non si scherza là, che è una via che va dal sottopasso di Marghera al sottopasso di Mestre, anche là so che ci sono state delle aggressioni. Shock nel mondo della politica per la morte dell'ex ministro Altero Matteoli, scomparso in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia all'altezza di Capalbio. Il senatore aveva 77 anni, lo scontro frontale fra 2 auto è avvenuto in un tratto in cui la strada tra 4 corsie si restringe nei pressi della località Torba nella Maremma grossetana. Matteoli viaggiava da solo a bordo di una BMW, l'altra vettura è una Nissan con 2 persone. Matteoli è stato estratto dalle lamiere dell'auto in fin di vita e i medici hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma non c'è stato nulla da fare. Storico esponente dell'MSI prima e poi di Alleanza Nazionale, era stato ministro dei trasporti del governo Berlusconi tra il 2008 e il 2011. Coinvolto nello scandalo Mose, nel settembre scorso era stato condannato in primo grado per corruzione. La notizia della sua morte è arrivata in poco tempo a Roma, suscitando il cordoglio di tutta la politica, a partire dai compagni di coalizione come il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, che ha preso l'accaduto durante i lavori della commissione d'inchiesta delle banche popolari e si è detto sconvolto del dramma. Ribellione popolare a Villaggio Laguna, soprattutto tra anziani e persone con disabilità che chiedono un collegamento diretto con l'ospedale e un minimo di manutenzioni nel quartiere. Sentiamo. Noi vi abbiamo eletto ogni 5 anni perché i cittadini vengono ascoltati, soprattutto perché parlate tanto in televisione delle periferie. Quindi questa è una periferia che voi vi interessa solo quando ci sono le votazioni. Dovete smetterla
È sull'orlo della rivolta la popolazione di Villaggio Laguna dopo che il collegamento diretto dei bus con la stazione ferroviaria è scomparso nella riorganizzazione delle linee di ACTV. La stragrande maggioranza dei residenti nel quartiere è in età avanzata, molti hanno problemi di disabilità. Il non poter raggiungere comodamente né l'ospedale né la ferrovia li fa sentire come dei prigionieri. I servizi sono diminuiti, compreso quello dell'autobus, che per noi è una cosa importantissima, perché a piedi a Mestre non ci andiamo neanche a Venezia e non possiamo più andare neanche in bicicletta perché la salute non ce lo permette. A sostegno della protesta dei residenti si schierano alcuni esponenti di PD e Movimento 5 Stelle. Questa è stata un'ulteriore violenza che ha ricevuto questa popolazione di questo territorio già poco collegato e che veramente deve essere eliminata. La richiesta è di avere un collegamento diretto per l'ospedale all'Angelo e anche di ripristinare la linea 9 fino alla stazione ferroviaria di Mestre. Ma la penuria dei collegamenti non è l'unico problema di un rione sempre più immerso nel degrado, dove le manutenzioni non vengono svolte da anni e anche una passeggiata nel parco può diventare un pericolo mortale. Ci sono tante buche e la signora e anch'io quando cammino cerco di evitarle. Sennò se vado in buca inciampo e cado per terra e mi faccio una frattura magari al braccio già malato, al braccio buono o alle gambe. Non chiediamo certo molto, lamentano i residenti, solo di essere trattati come tutti gli altri veneziani. Un sindaco o un assessore che hanno più potenza di me potrebbero darci una mano, visto che oggi sono in assemblea per il discorso delle periferie. Questa è una periferia che, se io non sto dietro agli anziani, sarebbe ancora di più degradata. Quindi vi voglio dire, vi dovreste vergognare. Una fiaccolata si svolgerà fra poco a Chioggia per ricordare Chiara Pavanello, la 14enne morta sabato lungo la Romea. La giovane si trovava con l'amica del cuore in sella ad una bicicletta elettrica senza luci. Stavano percorrendo la Romea e dovevano raggiungere gli amici ad un fast food. Ad un tratto le due ragazzine hanno sorpassato un'altra bicicletta allargandosi leggermente. In quel momento un'auto che veniva dalla stessa direzione, guidata da un ventenne residente a Chioggia, non le ha viste e le ha travolte. Trasportata d'urgenza in ospedale, per Chiara non c'è stato più nulla da fare, è ferita invece l'amica e questa sera, come detto, in piazza si ritroveranno amici, compagni e cittadini, ognuno con una candela in mano per ricordare Chiara. E adesso la pagina economica con lo scalo Marco Polo di Venezia che si proietta sul futuro tra bilanci e previsioni con una certezza. Il volo per Chicago vinto oggi da un vicentino. Nel 2021, secondo cronoprogramma, si potrà arrivare in aeroporto a Venezia direttamente in treno, con lo scalo di Tessera che già dal prossimo anno si amplierà ancora e a maggio vedrà l'avvio di un nuovo cantiere. Per la posa della prima pietra dell'espansione del terminal nel quale siamo qui, nella parte sud del terminal stesso. L'aeroporto veneziano, dopo Milano e Roma, si conferma il terzo gateway intercontinentale italiano, con una componente di traffico internazionale dell'87%. Scalo che conta quasi 1.200 dipendenti e 9.300 esterni, ma che economicamente, con parchi a tema, potrebbe dare maggiore vivacità a tutto il nord-est. Questo si può ottenere da un lato con una crescita continua dell'aeroporto, dall'altro con i servizi che, come ricordava lei, possono essere l'ampliamento del casinò, possono essere uno stadio che può essere utilizzato per sport e per intrattenimento e concerti. Nel 2018 Save, la società di gestione dello scalo, conta di inaugurare 2 nuovi voli su Seul, prima rotta asiatica da Venezia, operativo tutto l'anno con 3 frequenze settimanali, e su Chicago, nuova destinazione sul Nord America. Volo vinto oggi da questo fortunatissimo viaggiatore, Elia Piazzon, 26 anni, di Montecchio Maggiore, già pronto per partire. Con la mia ragazza, ovviamente. Sì, ce lo meritiamo, un viaggio da staccare un po' le cose, insomma. E cresce il turismo a Venezia con i musei che registrano il boom di presenza, al primo posto tra turisti gli americani, seguiti da inglesi e francesi. Il punto nel prossimo servizio.
Cresce il turismo a Venezia con quasi 4 milioni e mezzo di arrivi, un totale di oltre 10 milioni di presenze turistiche complessive, con un incremento rispettivamente del 3,3% e del 3,2% rispetto all'anno precedente, dato che emerge dall'annuario del turismo 2016 e oggi presentato nel corso del consueto bilancio di fine anno. Il dato che ci sembra più bello da rilevare è che c'è un aumento delle presenze nei trimestri ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, e a questo aumento delle presenze corrisponde anche un aumento di presenze nei musei, quindi il turismo che viene a Venezia fuori stagione ha fame e voglia di cultura. In particolare aumenti per le strutture meno conosciute come musei ecclesiastici, chiese e scuole grandi, ma anche dei cosiddetti minori inseriti nel circuito dei musei civici, ed è boom nel settore extraalberghiero, quale affittacamere e ostelli, con la terraferma che registra un buon 2,2% di presenze. Stati Uniti al primo posto, seguiti da Regno Unito, Francia e Germania, mentre la Cina scende al quinto posto con un calo del 23% e la Corea del Sud sale al settimo. L'idea è di ampliare l'offerta anche attraverso contributi dell'area metropolitana e anche al di fuori dell'area metropolitana, perché l'Italia è uno dei paesi più belli al mondo e ha tantissime cose da offrire. La Regione Veneto chiede al Ministro Beatrice Lorenzin di fare urgentemente chiarezza sul problema della plasmaferesi dopo lo scontro nato dalla bocciatura del Decastero all'impiego di questa metodologia sui pazienti contaminati da inquinanti PFAS ed il blitz del NAS ordinato da Roma. Da Palazzo Balbi è stata inviata una lettera al Ministro sottolineando che le sue affermazioni, oltre a creare un problema di comunicazione nei confronti dei soggetti interessati dal bioaccumulo di sostanze tossiche in oggetto, ha fatto sorgere dubbi anche rispetto al decreto ministeriale che prevede l'utilizzo della plasmaferesi. Intanto la gente non ha dubbi, si tratta di una chiara irruzione del governo centrale contro il Veneto. Sentiamo. Che sia ragione Luca Zaia fa bene ad agire per vie legali, ha tutto l'appoggio di tutti i veneti, credo. Venezia alza la testa e reagisce così alla visita improvvisa dei NAS venerdì scorso in regione. I carabinieri inviati dal Ministro alla Salute Beatrice Lorenzin per acquisire la documentazione sui contaminanti PFAS. È chiaro che doveva rivolgersi prima agli enti locali, prima di provvedere di suo. Però una volta che è fatto il discorso dall'altra parte, il coltello dalla parte del manico ce l'hanno sempre loro, e noi che siamo dall'altra parte della barricata, il popolo, non contiamo meno di zero. Poteva chiederli normalmente senza mandare i carabinieri. Il blitz proprio mentre il direttore generale della sanità regionale Domenico Mantoan stava illustrando a Padova i risultati dell'utilizzo della procedura di plasmaferesi sulle persone contaminate in Veneto. E la Lorenzin non è che la vedo molto di buon occhio per quello che ha fatto con le vaccinazioni, l'obbligatorietà delle vaccinazioni, quindi sono un po' di parte, come dire, un po' di parte, no? Eppure i dati della Regione Veneto relativi a 4 stadi su 6 confermano una diminuzione media dei PFAS nelle persone che si sono sottoposte al trattamento pari al 35%, ma ora dopo il blitz ogni cura è stata bloccata. Sono delle famiglie lì che so che hanno dei problemi seri, cioè sono malate di tumore anche, no? Ecco, quindi andrebbe fatto un po' più di chiarezza, no? Prima di agire in quel modo arbitrario, no? Voglio dire, lasciamo che faccia il suo corso, una cosa normale come un prelievo a un certo numero di persone, senza bloccare niente, altrimenti come dire, io faccio andare avanti le cose come voglio io. Bisogna aumentare il livello culturale, basta. Da Veneto cosa vuole dire la Lorenzin? Di farci aiutare da qualcuno di competente. Penso che siano tutti segnali, anche questi, che vanno contro la volontà popolare, no? Che è quella di avere un po' più di autonomia decisionale, quantomeno economica almeno. Si è concluso con successo un delicato intervento chirurgico eseguito dalla Breast Unit dell'ospedale Angelo di Mestre su un paziente con una grave recidiva di un tumore al seno, la quale era stata trasferita qui da un altro ospedale. La donna è stata sottoposta ad un complesso intervento multidisciplinare nel quale sono state impegnate 3 diverse equip, ognuna specializzata per affrontare una parte del problema. La paziente non rispondeva più in alcun modo alla chemioterapia e versava in immediato pericolo di vita per le infezioni e le emorragie che la massa tumorale poteva provocare.
penale. Il caso è stato studiato rapidamente e valutato dal gruppo multidisciplinare che, escluso dopo gli esami di stadiazione la presenza di metastasi a distanza, ha dato indicazioni per un intervento immediato e congiunto in cui hanno operato le equip della chirurgia toracica e della chirurgia plastica. L'operazione è durata oltre 5 ore. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione veneziana. I bimbi vanno a fare shopping con mamma e papà e danno i voti ai negozianti più simpatici. Accade a Mestre. Far conoscere ai bambini fin dalle scuole primarie il loro quartiere, far conoscere i negozi del loro quartiere, i volti delle persone che lavorano all'interno di questi negozi. Quando la creatività fa rima con dolcezza, buona educazione e semplicità, ecco che a salire simbolicamente in cattedra sono loro i più puri di cuore, i bimbi. Torna anche quest'anno l'iniziativa Il mio amico bottegaio, progetto già decollato e promosso da Confesercenti per far conoscere ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Zelarino i negozianti del centro e le vie in cui risiedono, giocano, si incontrano. E magari non conoscono le vie, i nomi e le attività commerciali dove vivono. Questa iniziativa favorisce proprio questo incontro. Attraverso un accordo che abbiamo fatto con la direzione didattica delle scuole primarie, i bambini entreranno in tutti i negozi di Zelarino, conosceranno i commercianti, si faranno mettere un timbro alla loro visita per poi avere anche un gadget finale e esprimeranno un loro giudizio sul commerciante più simpatico, sul commerciante più accogliente, sul commerciante più sorridente. Basket, quinta sconfitta consecutiva per l'Umana Reyer, questa volta battuta dalla capolista Brescia. L'Umana Reyer non è riuscita a strappare la vittoria sul campo della capolista Brescia nel big match terminato 90-71. Il ritorno tra i giocatori oro-granata di Jenkins non è bastato per vincere contro i padroni di casa, nonostante i ragazzi di coach De Raffaele abbiano iniziato bene e giocato con intensità per 33 minuti. Dobbiamo ripartire da questi 33 minuti perché in questo momento abbiamo tante situazioni difficili, abbiamo giocatori fuori, abbiamo giocatori che rientravano oggi, abbiamo giocatori che sono arrivati, giocatori che sono non in condizione, giocatori che stanno tirando la carretta e due competizioni da giocare. Naturalmente nessuno di noi è contento di perdere le partite, dobbiamo rimboccarci le maniche, io non ho ricette particolari se non quelle di lavorare, di continuare a fare quello che dobbiamo, ovvero continuare a cercare di essere la squadra migliore possibile, aspettando che i giocatori rientrino, che tornino in condizione, che comunque si continui a essere una squadra che lavora. Ed ora vediamo insieme invece le belle immagini del presepe realizzato dalla famiglia Rossano Tortato di Marcon. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Ed è davvero tutto da Venezia, vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tempo stabile sulle nostre regioni e anche per lo più soleggiato, tuttavia con clima freddo. Vediamo il dettaglio del 19 dicembre.
Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole grazie all'aumento della pressione atmosferica. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Diamo anche uno sguardo all'andamento delle temperature. Il clima sarà ancora freddo con temperature massime non più alte di 6 gradi, minime attese tra -5 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui la pressione aumenta su tutta la regione, la giornata sarà ampiamente soleggiata con il cielo che si presenterà sereno ovunque. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 5 gradi, valori notturni ampiamente sotto zero ovunque. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Pressione in aumento su tutta la regione, il cielo si presenterà sereno sulla quasi totalità del nostro territorio. Più nubi, peraltro, innocue soltanto sui confini esteri. Le temperature massime sono attese sui 6 gradi, minime con -9 gradi a Bolzano e -4 gradi a Trento. Il mare sarà da calmo a quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo. I venti moderati da nord, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.